Si è insediato stamani il nuovo questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, proveniente dalla questura di Caltanissetta. Dopo un breve excursus della sua attività istituzionale, il neoquestore, che ha preso il posto di Rosa Maria Raci, destinata a incarichi ministeriali, ha citato gli obiettivi del suo nuovo mandato, con particolare riferimento alla questione dei migranti che attualmente stanno interessando l'isola di Lampedusa, un momento particolare che vede un numero elevato di arrivi nell'isola. Il questore ha anche risposto alle varie domande dei colleghi giornalisti, che hanno anche citato l'emergenza del nostro territorio, uno tra tutti, l'emergenza mafiosa. Con quale spirito affronta la realtà agrigentina, in particolare quella di Lampedusa, a cui lei aspirava anche a venire in una zona di mare? Allora, con lo spirito solito, quello del servitore dello Stato che deve svolgere la propria funzione con onore e disciplina, come dice la Costituzione. Aggiungo che poi quella che è la massima che mi ha sempre guidato è quella che mi hanno insegnato alcuni dei miei maestri, tra cui il prefetto Manganelli, già capo della polizia, e che mi ha confermato il capo della polizia Giannini. 3 cose deve avere un poliziotto: è il capo dei poliziotti e l'autorità di pubblica sicurezza. Ci deve mettere competenza, passione e onestà intellettuale. Questa ve le garantisco. È un territorio vasto quello della provincia di Agrigento e non solo Lampedusa. Certo, è un territorio vasto e ne abbiamo appena parlato, non è solo Lampedusa, ma è un territorio molto vasto, 42 comuni, quasi 500.000 abitanti, che d'estate si moltiplicano perché finalmente e per fortuna sta avendo un'importante espansione di carattere turistico, anche non solo quello archeologico tradizionale che è proprio solo di Agrigento, ma anche quello rurale, quello marino, eccetera. E questo impone a noi anche di individuare strategie di contrasto alla criminalità dopo, ma prima ancora di prevenzione e garanzia della sicurezza dei cittadini, attraverso una presenza che non è soltanto la presenza del poliziotto, della pattuglia, della polizia, dei carabinieri, della finanza, della polizia locale, che transita e quindi rassicura, ma è una conoscenza capillare del territorio fatta anche di contatti con i referenti dei territori, e i referenti del territorio sono i cittadini, sono il farmacista, il postino, il negoziante, la massaia, il pastore che conosce bene le aree più rurali e recondite dove ci possono essere, si annidano pericoli che non sono solo i pericoli antropici, come dicono quelli che sanno parlare, cioè quelli generati dall'uomo, ma possono essere pericoli anche geofisici. Qui, come di recente, no? Ci fu l'episodio dopo l'alluvione con il crollo di una palazzina, così come soprattutto in situazioni di quel tipo che ormai tristemente si ripetono, noi forze di polizia, noi soggetti che poi partecipiamo al sistema del soccorso e della protezione civile, dobbiamo poter prevenire queste cose attraverso un'osservazione e la segnalazione dei cittadini, che è essenziale. Certamente avrà tempo e modo per sentire quei suoi uomini. Certo. Ma ha un messaggio per loro? L'ho già dato. I miei uomini devono poter lavorare in tranquillità e sicurezza e a me spetta coprire loro le spalle.